L'onda Pride continua ad attraversare i capoluoghi del Veneto. Ieri è stato il turno di Vicenza, dove una marea colorata ha invaso le vie e le piazze del centro storico. Circa 3.000 persone al Vicenza Pride per rivendicare i diritti di tutte e tutti e rappresentare le istanze del mondo LGBTQIA+. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 11 luglio 2022. La prima notizia del giorno riguarda le piazze del Pride 2022. Ieri appunto il turno di Vicenza, dopo il grande Pride di Padova della settimana scorsa con 10.000 persone in piazza, ieri nel capoluogo berico una partecipazione anche in questo caso molto importante, oltre 3.000 persone. Il giornale di Vicenza dedica un'intera pagina alla manifestazione, alla marcia arcobaleno che ha colorato il centro storico. Ci sono le foto dei partecipanti della piazza, un'enorme bandiera arcobaleno che ha sfilato per le vie del centro storico, portata dagli attivisti. Il mondo è inclusione, uno degli slogan. La politica, istanze del DDL Zan ancora attuali. Naturalmente uno dei punti e delle rivendicazioni della piazza è proprio quello relativo alla approvazione del DDL Zan. Festa tra musica e slogan, scrive il giornale di Vicenza, per affermare la libertà di essere se stessi. Tanti gli interventi di associazioni di cittadini contro le discriminazioni. C'è poi la testimonianza, una voce dell'Agedo, l'associazione dei genitori. Qui a fianco di mio figlio, dopo i pianti, lotto assieme a lui. C'è appunto la testimonianza, l'intervista a questa mamma. La prossima tappa, il prossimo capoluogo ad ospitare un Pride sarà tra pochi giorni, sabato prossimo, Verona, dove si terrà appunto anche qui un grande Pride, l'Onda Pride, quindi non si arresta ma continua. Appuntamento a Verona il 16 di luglio. Nel frattempo proseguiamo con questa puntata di Sveglia Veneto e come sempre ci occupiamo di sanità. Il tema è quello delle privatizzazioni. Già qualcosa vi avevo letto la settimana scorsa, ma oggi sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi troviamo un articolo di Albino Salmaso che riporta le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, in particolare della consigliera regionale Erika Baldin. Il titolo: Baldin, la sanità è sempre più privata. Baldin contesta Zaia irremovibile su un principio, e cioè che il Veneto è la regione con la minore sanità privata, ma diversi indicatori, è l'obiezione del Movimento 5 Stelle, invitano a riflettere. E quindi la domanda: la sanità in Veneto è ancora pubblica? Questo l'interrogativo della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che torna sulle osservazioni della Corte dei Conti. Ve ne avevo parlato la scorsa settimana, che aveva acceso un faro sul fondo assicurazioni, ad esempio, e sulle risorse impegnate per il Covid per tagliare le liste d'attesa, fondi nazionali trasferiti alle regioni che il Veneto non è stato in grado di utilizzare totalmente. 20 milioni accantonati sia nel 2020 che nel 2021. Ma vediamo cosa dice appunto Erika Baldin, esponente del Movimento 5 Stelle. Le strutture pubbliche a Venezia avrebbero erogato meno prestazioni, se guardiamo all'area riabilitativa, delle strutture private accreditate. Sono i dati diffusi dalla funzione pubblica e dalla CGL e dallo SPI-CGL di Venezia, e sono appunto i dati che mostrano come nell'area riabilitativa, quella che riguarda tra l'altro in particolare molte persone anziane e fragili, ebbene in quell'area, nell'ULSS 3 Serenissima, quindi nel territorio di Venezia, il privato la fa già da padrone, cioè eroga già la maggioranza delle prestazioni. Parliamo naturalmente di privato accreditato. Scrive Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi: insomma, a leggere le statistiche il sorpasso è netto, se non clamoroso. Con il Covid è evidente che i privati convenzionati hanno fatto la parte del leone nella riabilitazione delle patologie ortopediche e anche legate alla pandemia. Attenzione, perché i dati si riferiscono non solo agli anni
del Covid, quindi 2020-2021, ma anche agli anni precedenti. Ad esempio, prendendo il 2018, nell'area riabilitativa, parliamo sempre dell'ULSS 3 Serenissima, 275.000 prestazioni erogate nelle strutture pubbliche, 269.000 nel privato accreditato, quindi poco meno, ma già sostanzialmente un testa a testa. Poi con la pandemia effettivamente il sorpasso delle strutture private convenzionate. Tutto questo è oggetto di una interrogazione in Consiglio regionale della stessa Baldin, scrive sempre Salmaso, nella quale si chiede alla Giunta quali siano le previsioni relative all'esternalizzazione dei servizi alle strutture private convenzionate per i prossimi 5 anni con riferimento ad ognuna delle aziende sanitarie regionali. Zaia si nasconde dietro un dito quando dice che alcune prestazioni non possono essere erogate per via della carenza di personale. Non si tratta peraltro di un allarme degli ultimi giorni. Ci sono i dati della Tribuna di Treviso che ancora il 10 febbraio pubblicava i numeri di Unioncamere che attestavano come in 10 anni i centri medici, poliambulatori e i laboratori di analisi della Marca siano aumentati del 363%, quindi quadruplicati, generando affari per 60 milioni di euro ogni anno e scavalcando le strutture pubbliche. E se vi ricordate, anche di questo già ne avevamo parlato ancora a febbraio in questo podcast Sveglia Veneto. Questo per quanto riguarda la sanità pubblica, ma che guarda sempre più al privato. Voltiamo pagina e sempre restando un po' in tema, perché si tratta in questo caso di un medico, un virologo, Roberto Burioni, famoso per il suo ruolo, diciamo, pubblico molto spiccato, e famoso per la sua attività sui social a tratti molto aggressiva. E perché ce ne occupiamo? Perché sempre sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi un articolo di Marta Artico titola così: Burioni, bufera e accuse di body shaming per una risposta a una supporter leghista. Praticamente il virologo stava litigando con Alex Bazzaro, un esponente, un parlamentare della Lega. Una ragazza è intervenuta su Twitter naturalmente a difendere il parlamentare veneziano e di tutta risposta il medico Burioni avrebbe postato una foto della giovane commentando "capisco", insomma facendo dell'ironia e dando la sponda a Alex Bazzaro, parlamentare appunto leghista, di dire che se la ragazza vorrà andare per vie legali le daremo una mano come abbiamo fatto con altri colleghi. Una cosa è la politica, Burioni può darmi del cretino, dirmi quello che pensa in toni duri come ha fatto altre volte, ma prendere in giro una ragazza con una disabilità che oltretutto non la nasconde, questo no. Alessia è una persona per bene, molto simpatica, una militante della Lega che non attacca mai nessuno, tanto che mi sento in colpa io per lei. Si era limitata ad avvallare il mio pensiero e difendermi. Nel frattempo il professore ha cancellato il tweet e si è scusato dicendo: non ho il fisico per fare body shaming e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno. Se Alessia si è sentita offesa, le chiedo scusa. Insomma, una vicenda di una tristezza disarmante, e non so neanche perché effettivamente ho letto questa notizia dai quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Comunque purtroppo il lunedì va un po' così. Ultima notizia del giorno, una flash dalla montagna, dove purtroppo non c'è solo la strage della Marmolada, è morto un altro escursionista, una nuova vittima della montagna, quindi nel Bellunese, la seconda in 2 giorni di fuoco per i soccorritori, con oltre una trentina di interventi in vetta. Questo è l'attacco, quello che vi ho appena letto, di un articolo di Giovanni Santin sul Gazzettino di oggi. Siamo nella Val di Zoldo, in provincia di Belluno. Scalata col gruppo CAI, muore precipitando da una ferrata del Civetta. L'allarme è stato dato da un escursionista che ha visto il tragico volo di un piemontese, era in questo caso. Giorni di super lavoro per il soccorso alpino, sulle vette del nord-est quasi 100 interventi. L'esperto Fabio Bristot, intervistato sempre al Gazzettino, dice: considerando che siamo in un periodo di inizio luglio, sono numeri mai visti.
E nella giornata di ieri, a una settimana della tragedia, tra l'altro i parenti di alcune delle vittime della strage della Marmolada hanno sorvolato i luoghi dove sono morti i loro cari, travolti appunto dalla massa enorme di ghiaccio e rocce. Quindi dall'elicottero l'ultimo saluto dei familiari alle vittime del disastro in Marmolada. Anche questo un articolo sul Gazzettino firmato da Olivia Bonetti, insieme ai parenti anche psicologi che li hanno aiutati ad affrontare il momento, e c'è stato il ringraziamento naturalmente di 2 escursionisti dimessi invece, che si sono salvati. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.